buona domenica, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Morti sospetti all'ospedale Papardo di Messina dopo le denunce e il sequestro delle sale operatorie, 6 indagati, i vertici della struttura e 3 medici. Preoccupati per il futuro del centro di cardiologia pediatrica di Taormina, i genitori dei piccoli pazienti si rivolgono al governatore Schifani e martedì manifestazione a Palermo. Domani giornata contro la violenza sulle donne, da giorni si susseguono le iniziative per fermare stupri e femminicidi. In piazza ieri a Roma e Palermo oltre 150.000 donne. A Ragusa concerto con Nada e Gerardina Trovato. Il bazar dell'usato a Catania ha scoperto un capannone con pezzi d'auto rubati per 250.000 euro. Sorpresi 2 uomini che stavano smontando il motore di un Alfa Romeo. A Bagheria per 3 giorni la festa dello Sfincione, folla di buon gustai, c'è tempo fino a stasera. Sport a Creta, 2 giovani catanesi campionesse mondiali di Jiu-Jitsu, antica arte marziale. Calcio, il fascino di Palermo-Sampdoria, sfida che un tempo valeva la qualificazione in Champions, adesso è un crocevia importante per rilanciarsi nel campionato di B. Al Barbera, squadra in campo alle 17:15. Prova di carattere del Catania ad Avellino, finisce 2-2 anche con qualche rimpianto rosso-azzurro. Poker del Trapani con il Latina e fra poco in campo il Messina contro il Sorrento. Bentrovati, morti sospette all'ospedale Papardo di Messina dopo le denunce e il sequestro delle sale operatorie. Ci sono 6 indagati, cioè i vertici della struttura, e 3 medici. Il servizio è di Francesco Triolo. Il fascicolo d'inchiesta aperto a seguito delle denunce di diversi familiari di pazienti morti dopo operazioni nel reparto di cardiochirurgia ha portato al sequestro di 2 delle 8 sale operatorie dell'ospedale Papardo di Messina. Le morti sospette sono almeno 4, anche se nel provvedimento della GIP Tiziana Alleanza, su istanza della procura guidata da Antonio D'Amato, si fa riferimento anche ad altri probabili presunti episodi. Nel registro degli indagati per il reato di omicidio colposo aggravato per fatti registrati tra i mesi di agosto e ottobre scorsi sono stati iscritti la direttrice generale del Papardo Catena Di Blasi, il direttore sanitario Paolo Cardia, il direttore amministrativo Vincenzo Manzi, il direttore dell'unità operativa complessa di cardiochirurgia Francesco Patanè, la direttrice dell'unità operativa complessa di rianimazione Maria Chiara Zucchetti, il responsabile della terapia intensiva post-operatoria Silvio Tommasini. Secondo l'ipotesi dell'accusa non avrebbero disposto adeguati protocolli, misure di vigilanza e istruzioni per prevenire la diffusione di infezioni proprio nel reparto di cardiochirurgia e terapia intensiva post-operatoria e avrebbero cagionato, sempre secondo l'accusa, il decesso a seguito di processi infettivi correlati all'assistenza sanitaria di Gaetano Bombaci, Maria Dora Biondo, Vincenzo Ragusa e Donatella Canfora. Preoccupati per il silenzio sul futuro del centro di cardiologia pediatrica di Taormina, i genitori dei piccoli pazienti si rivolgono al governatore Schifani e martedì saranno a Palermo per una manifestazione. Francesco Triolo. Il futuro del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina è sempre in bilico. La proroga di 1 anno scadrà il 31 luglio, ma i genitori dei piccoli pazienti non hanno notizie da tempo, nonostante abbiano chiesto più volte chiarezze ed aggiornamenti al presidente della regione Renato Schifani, soprattutto perché le voci di ipotesi di trasloco si fanno sempre più insistenti. Così martedì saranno a Palermo, di fronte a Palazzo Torrean, sede della presidenza della regione, per una manifestazione. Riteniamo che sia doveroso da parte della politica e da parte del presidente Schifani andare in una direzione ben precisa, cioè quella di mantenere il centro o a Taormina o al limite, se non è possibile, trasferirlo in un'unica sede accettata da parte dell'equipe del Bambin Gesù, che è quella del Policlinico di Catania. Unica sede che ha tutti i requisiti necessari per mantenere il centro con le stesse caratteristiche.
Ipotesi quella del polo cardiologico del Policlinico di Catania, a cui si aggiungono quelle del Policlinico di Messia e dell'ospedale Papardo, dove c'è già una cardiochirurgia ma che non è un ospedale con livello di LEA 2. Il CCPM di Taormina, ricorda ai genitori, è una certezza per migliaia di bambini e non solo per la Sicilia e per la Calabria, ma per tutti i bambini che da diverse parti del mondo hanno bisogno delle eccellenze del centro. Domani giornata internazionale contro la violenza sulle donne e da giorni si susseguono le iniziative per dire basta a stupri, basta a femminicidi. Sono 99 le donne uccise in Italia soltanto quest'anno. A manifestare ieri a Roma e a Palermo oltre 150.000 donne. Desiree Ferlito. Se io non voglio, tu non puoi. Domani giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il 25 novembre ogni anno rappresenta non solo un'occasione di memoria, ma un impegno collettivo per rompere il silenzio su una piaga che affonda le radici in disuguaglianze strutturali e stereotipi di genere. È da giorni che le donne si mobilitano, alleate in un grido di amore e rabbia. Ieri, nella manifestazione organizzata da Non Una di Meno, tenutasi a Roma e in contemporanea a Palermo, erano oltre 150.000. La legge del codice rosso si è rivelata assolutamente inefficace. Alcune donne sono state uccise da ex compagni che portavano il braccialetto elettronico. Quindi dico, a che cosa serve una legge più repressiva, più di controllo, ma poi non c'è una soluzione. 99 le donne uccise in Italia dal 1 gennaio al 18 novembre di quest'anno, spesso per mano di coniugi o ex compagni. Nel mondo ogni 11 minuti una donna muore di violenza domestica e in Italia il 33% delle donne ha subito almeno una volta violenza fisica o sessuale. Pensaci, se picchi una donna, se aggredisci una donna, non c'è scusa. Nessuna scusa. Ma se il fenomeno affligge ancora la nostra società, l'aria sta cambiando. Casi emblematici, su tutti il femminicidio di Giulia Cecchettin, hanno scosso le coscienze, così le donne hanno più coraggio di denunciare. Aumentate nel 2024 dell'80% le richieste di aiuto al numero antiviolenza 1522. Si susseguono sui social le iniziative. Nessuna scusa. Se io non voglio, tu non puoi. È l'hashtag utilizzato da artisti e personaggi del mondo dello spettacolo per dire che non si può più tacere. Anche se non sono in me, anche se non mi muovo, anche se prima ti ho detto sì. Anche se sei il mio capo. Se tu non vuoi, io non posso. Le voci contro la violenza, c'è anche uno spettacolo musicale che si è svolto a Ragusa per dire no ai crimini contro le donne. Sul palco Nada e Gerardina Trovato. Veronica Barbarino. Nella vita puoi incontrare tante belle persone e sei sempre alla ricerca di nuovo, ribelle, vuoi esplorare, insomma. Però puoi incontrare anche tante brutte persone e io qualcuna l'ho incontrata e insomma sono traumi. Gerardina Trovato, Nada, Cassandra Raffaele, le Malmaritate ed artisti della letteratura danzata insieme sul palco del Teatro Tenda a Ragusa contro la violenza sulle donne. Uno speciale spettacolo di sensibilizzazione per convincere che dalla violenza si può e si deve uscire. Musica e danza per parlare di donne, per elogiarne la bellezza e la forza, per ricordare le vittime e sottolineare l'assurdità di dover esprimere ancora i concetti contro la violenza di genere in un'epoca così moderna. La vittima lascia 2 figli piccoli e un grande peso sulla coscienza di amici, famiglia, colleghi e della società tutta. Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. Il messaggio dal palco è chiaro: c'è bisogno di educare all'amore e aiutare tutte quelle donne che per sudditanza economica non riescono a rompere le catene e ricordare, come hanno sottolineato le Malmaritate, che la pelle del tamburo è l'unica che si può percuotere. I carabinieri di Favignana hanno festeggiato il 103esimo compleanno di Rosa Giangrasso, zia Rosina, la vedete lì al centro.
la più anziana tra gli abitanti delle Egadi. L'ultracentenaria vive solo e perciò spesso riceve la visita dei militari che vanno a trovarla per assicurarsi che stia bene e le chiedono sempre se le serve assistenza. E come ogni anno, anche quest'anno i carabinieri hanno festeggiato il suo compleanno, come vedete, portandole la torta e lo spumante, e zia Rosina ha potuto così soffiare le sue 103 candeline con coloro che sono ormai il suo punto di riferimento per qualsiasi esigenza. Auguroni anche da parte nostra, zia Rosina. E adesso treni in sciopero sino alle 21 di stasera a incrociare le braccia per il rinnovo del contratto di lavoro personale del gruppo FS Italiane. Lo sciopero ha un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comporta cancellazioni totali o parziali di Frecce, Intercity e treni regionali di Trenitalia. Quindi il gruppo invita i passeggeri a informarsi prima di andare in stazione e, se possibile, a riprogrammare il viaggio. Il bazar dell'usato a Catania ha scoperto un capannone con pezzi d'auto rubati per 250.000 euro. Nel magazzino deposito sorpresi due uomini che stavano smontando il motore di un Alfa Romeo. Tonino De Vana. Dagli sportelli ai paraurti, dagli airbag alle ruote. Un autentico bazar dell'usato è stato scoperto dalla polizia di Catania in un capannone nel quartiere di Montepo. Oltre 140 pezzi accatastati per tipologia per un valore di 250.000 euro. Nel blitz effettuato dalla polizia sono stati sorpresi anche due uomini, un trentenne ed un 44enne, entrambi catanesi, trovati accanto ad un'auto con le mani vestiti sporchi di grasso, impegnati nelle operazioni di smontaggio di alcune parti di un Alfa Romeo Giulietta risultata rubata pochi giorni fa a Catania. Per loro è scattata la denuncia per ricettazione. Nel magazzino deposito sono state trovate decine di carte di circolazione gettate in un angolo e nascoste tra i pezzi di ricambio di modelli d'auto del gruppo Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep. Scopato anche un altro nascondiglio accessibile da un piccolo barco. Per procedere al prelievo e alla catalogazione di tutti i pezzi d'auto rubati, i poliziotti hanno dovuto far intervenire ben 4 furgoni. I singoli pezzi potranno essere restituiti ai cittadini previa esibizione della denuncia presentata al momento del furto, contattando gli uffici della polizia al numero 095 72 30 369. Ed un'altra operazione effettuata nel rione Cibali ha permesso di risalire ad altre 3 moto rubate che si trovavano in un locale abbandonato in via Stazzone, seminascoste da montagne di rifiuti. Dalle vie dei tesori alle vie dell'immondizia, cartoline poco edificanti dal centro storico di Catania, sempre pieno di turisti e purtroppo anche di spazzatura. Tonino De Mana. Il biglietto da visita non è certo dei migliori. Così, tra le bellezze dei monumenti e con vista sugli archi della Marina, Catania mostra uno dei suoi lati peggiori, denunciato più volte nei nostri servizi. Questa volta però l'obiettivo delle nostre telecamere finisce in pieno centro, esattamente in piazza Borsellino, in prossimità del terminal dei bus dove ogni giorno transitano migliaia di persone. E se i catanesi sono abituati al degrado, lo stesso non può dirsi per i tanti turisti in transito nel capoluogo etneo. Questa coppia guarda con stupore i tanti rifiuti depositati a ridosso di una pensilina. Non sfuggono all'occhio e alla telecamera alcune ramazze che qualche operaio avrà impiegato nel corso di rari servizi di spazzamento. Le scoperte le hanno messo sicuramente quelle che fanno le pulizie, si cercano di pulire. Trentino, cerchiamo di risolvere questo problema perché è veramente una cosa inaccettabile. Altre ramazze sono abilmente nascoste dietro la ringhiera. Il nostro auspicio è che vengano utilizzate più di frequente e possibilmente lasciate in un deposito. Nelle vie del turismo, dulcis in fundo, vi mostriamo inerti e rifiuti in via Vittorio Emanuele, a pochi passi dal Duomo di Catania. Davvero imbarazzante. Voltiamo pagina, comunque spettacoli. Adesso è cominciata una delle più amate di sempre, Favole, che ha dato inizio alla nuova stagione del Palacongressi di Agrigento. È la rassegna Riflessi Culturali che si è aperta con il musical Aladdin, protagonista Max Laudadio, Davide Sardo. Sono fuori! Sono 10.000 anni che sto chiuso in questo prezzo incantato. La sala Concordia del Palacongressi di Agrigento incantata da Aladdin, il musical scritto dalla brillante penna di Stefano Dorazio con le musiche dei Pooh.
Protagonista del ruolo del genio è Max Laudadio, volto noto della televisione che conduce il pubblico in un mondo variopinto e solidale. Un genio fuori di testa come sono io, sono molto serio nei miei servizi a striscia, come lo è il genio in alcuni momenti, sono molto ridicolo quando mi vesto da cicalotto a striscia, come lo è il genio quando lo interpreto. È un giocherellone, è un personaggio fuori di testa che ho dovuto creare con il passaggio dei mesi. Ho visto 10 volte il film di Will Smith, altre 10 volte il cartone animato e ho cercato di prendere da questi grandi professionisti tutto il meglio per portare un genio che fosse mio. Nel ruolo di Jasmine, Angela Ranica. Per quanto riguarda il mio personaggio in particolare, è molto affine alla questione dei diritti sulle donne. Cioè Jasmine lotta per i suoi diritti in quanto donna già in un'epoca dove non si faceva, quindi è per questo che lo trovo molto attuale e forte. Il musical, per la regia di Luca Cattaneo, si distingue per la profondità dei suoi personaggi e la modernità delle tematiche affrontate, tra cui l'importanza di credere nei propri sogni ed il coraggio di affrontare il destino. La mia vita è solamente mia, anche mio padre ha avuto la mia età. A Bagheria, vicino a Palermo, c'è tempo fino a stasera per lo Sfincione Fest. Degustazioni, musica e poi il vero protagonista, lo sfincione, appunto, che non è solo quello tradizionale. Vediamo quale. Marco Gulà. Partiamo subito da un presupposto. Se non avete mai assaggiato lo sfincione di Bagheria, fatelo al più presto. Bianco, croccante, più alto rispetto a quello tradizionale che è rosso e soprattutto gustoso. E allora, per celebrare la tradizione dello sfincione di ogni tipo, Bagheria da 3 giorni è in festa. Lo Sfincione Fest, giunto alla 7ª edizione, ha richiamato una marea di visitatori e soprattutto degustatori. 3 giorni intanto di degustazione di questo prodotto oramai identitario della provincia palermitana, che stiamo provando una strategia collegiale e collettiva di imporlo come pizza dei siciliani, come un prodotto fortemente connotativo che possa fare anche da attrattore e soprattutto da marketing turistico. Quello che non sapevo è che ci sono tantissime varietà di sfincioni. Io conosco quello palermitano, quello col pomodoro, la cipolla che si vede. Poi qui invece cambia tutto, cambiano tutti i giochi. Gusti, sapori, ma anche musica, con i cugini di campagna che hanno accompagnato con i loro brani le degustazioni del mitico sfincione. Oggi la chiusura dello Sfincione Fest. Insomma, siete ancora in tempo per una degustazione. Tutto questo a Bagheria. Adesso lo sport. 2 giovani atlete catanesi sono campionesse mondiali di Jiu-Jitsu, l'antica arte marziale. Al campionato che si è disputato a Creta, la squadra italiana ha portato a casa un bel bottino di medaglie. Lorena Dolci. Combattono a mani nude, una disciplina antica, quella del Jiu-Jitsu, arte marziale dal Giappone che sfrutta la forza dell'avversario usando la sua potenza contro di lui. Il morbido vince il duro è il motto che gli atleti e le atlete del Team Italia hanno fatto proprio, portando a casa dal campionato del mondo di Creta un bel bottino. 96 medaglie, di cui 14 a Catania, 4 ori, 4 argenti e 6 bronzi. Jiu-Jitsu è una delle più antiche arti marziali di origine giapponese, progenitore del judo, di alcuni stili di karate, dell'aikido e di altre arti marziali più o meno note. Si intende il modo di utilizzare il proprio corpo come un'arma nel combattimento con o senza armi. Sul tatami si sono cimentate in 2 specialità su 4. Giada e Alice hanno vinto l'oro nel duo show femminile, disciplina in cui non c'è la contrapposizione ma una grande padronanza tecnica, e l'argento in altre specialità. Emozionate le 2 campionesse per il loro primo mondiale. Questa vincita è una vincita sportiva, non c'entra molto con la difesa personale, però comunque al di fuori ovviamente io mi sento molto più sicura di uscire anche di casa, soprattutto da donna. Oltre ad essere la disciplina sportiva che pratico da più di 15 anni, rappresenta anche uno stile di vita, quindi la disciplina, la formazione anche che abbiamo sin da quando siamo piccoli ci ha permesso di affrontare questa gara nel migliore dei modi. Campioni del mondo maschile nel duo system sono Salvatore Molino e Salvo Ensabella. Il Jiu-Jitsu non è ancora sport olimpico, ma in futuro chissà. L'appuntamento per i prossimi mondiali è in Cina nel 2025. Una coppia partirà anche da Catania.
Complimenti vivissimi alle nostre due campionesse mondiali. Tra poco continueremo con lo sport, in particolare il calcio. Nel pomeriggio, sapete, c'è Palermo-Sampdoria, poi parleremo della convincente prova del Catania con l'Avellino e del ritorno al successo del Trapani. State con noi, vi aspettiamo. Eccoci al calcio, Serie B, oggi alle 17:15 Palermo-Sampdoria, Dionisi punta su Henry, Brunori in panchina, match fondamentale per entrambe le formazioni. Marco Goulart. Una delle grandi classiche del calcio italiano tra due realtà confinate in Serie B dopo aver duellato ai piani alti del massimo campionato. Quello di oggi tra Palermo e Sampdoria sarà il 35esimo confronto al Barbera. È stato anche uno spareggio per i preliminari di Champions League. Il match di oggi pomeriggio alle 17:15 diviene fondamentale per entrambe. La crisi incombe, occorre vincere per rialzarsi. E sento il supporto di tutti, da parte di tutti, e vedo la squadra che ha un'identità. Poi, ripeto, come ho già detto ai tuoi colleghi, dobbiamo fare di più, dobbiamo prenderci di più e domani abbiamo una possibilità importante contro una squadra che in questo momento non sta performando come avrebbe voluto, ma stiamo parlando della Sampdoria con giocatori che insomma sono giocatori forti, è una società importante e quindi sarà una partita difficile. Dionisi dovrebbe riproporre ancora il 4-3-3, sistema di gioco utilizzato in tutto il campionato. Niente stravolgimenti, in avanti ci sarà ancora Henry, Bruno ripartirà dalla panchina. Insigne va verso la conferma, sulla sinistra Di Francesco potrebbe scalzare nuovamente Di Mariano. In difesa da valutare le condizioni di Banica, gioca solo se sta bene, Samp che si affida all'ex tutino. Prova convincente della Catania, pur falcidiato dalle assenze ad Avellino. Finisce 2-2. Martedì al Massimino il derby di Coppa con il Trapani. Marco Carli. Nei momenti di difficoltà serve carattere, quello mostrato dal Catania ad Avellino, un carattere che alimenta anche i rimpianti perché i rossazzurri per 2 volte sono stati in vantaggio, ma che ha aiutato gli etnei ad andare oltre le assenze, praticamente 2 soli giocatori di movimento della prima squadra in panchina. Un gruppo che ha saputo assorbire, grazie al suo portiere, anche l'episodio che poteva indirizzare diversamente la partita. Il rigore parato da Beters sul tiro di Patierno vale come ulteriore iniezione di fiducia e spalanca la porta al gol del vantaggio di D'Andrea, che poi corre ad abbracciare Faggiano. Il direttore sportivo era stato profetico prima del match. Il direttore Faggiano per noi è un'arma in più, è sempre con noi e ci dà consigli, non serve che lo dico io chi è il direttore. E poi prima della partita mi ha detto oggi me lo sento, fai gol e ti aspetto, e quindi il primo pensiero è stato lui. In avvio di ripresa Redan sfrutta un'amnesia del Catania e dà l'1-1 ai padroni di casa, ma i rossazzurri non si danno per vinti e trovano il nuovo vantaggio con Stoppa nel miglior momento della sua stagione. Il Catania c'è, contrariamente a quanto era successo fra ottobre e l'inizio di novembre. È un momento che devi continuare su questa strada, con questa voglia, con questa consapevolezza, con questo coraggio, con questa qualità, perché oggi ha fatto anche una partita di qualità la squadra. Nel finale l'Avellino preme, il Catania paga le tante assenze, subisce il gol del pari definitivo da Redan e rischia anche la beffa sul colpo di testa sui titoli di coda di Liotti, ma il 2-2 è prezioso e apre la strada ad una fine di anno solare con 4 partite in casa su 5, a cominciare dal derby di Coppa col Trapani in programma martedì. Ritorno al successo per il Trapani che alla provinciale supera per 4-0 il Latina con Lescano, autore di una doppietta. Per il Messina, oggi pomeriggio impegno casalingo contro il Sorrento. Sergio Colosi. Dalle sconfitte ai successi larghi, il passo è stato ancora una volta breve per il Trapani, ripartito dopo il KO del Massimino con un 4-0 sul Latina. Granata dominatori assoluti della sfida del provinciale contro i resti della formazione laziale in crisi di gioco e di risultati. Il Trapani ringrazia e passa all'incasso. Sull'asse Lescano-Bifulco Aronica ha costruito la vittoria che salva la sua panchina. Vantaggio di Lescano al 20° sulla sponda di
Di Malomo, all'esordio dall'inizio nella difesa a 3. Raddoppia Bifulco su un errore imperdonabile del Latina, che prima del riposo subisce la terza rete di Lescano, autore di una doppietta. Nel finale di gara Spini impiega 3 minuti dal suo ingresso in campo per realizzare il 4-0. Trapani adesso in cerca di continuità, l'unica strada possibile per recuperare punti alla capolista Benevento in una disperata e improbabile rimonta e posizionarsi nel miglior modo possibile nella griglia play-off. Messina in casa oggi pomeriggio contro il Sorrento, passaggio fondamentale per la squadra di Modica che insegue punti pesanti in chiave salvezza. Il Sorrento, senza lo squalificato Guadagni ma con Bolzius al rientro, ha raccolto 8 punti nelle ultime 5 gare ed occupa il centro classifica, più vicino ai play-off che ai play-out. Anche oggi Franco Scoglio deserto, scelta legittima dei tifosi, quasi doverosa, visti i precedenti societari degli ultimi 17 anni. Modica perde Lia ma ritrova Frisenna. Bocciati Luciani e Re, giocano Anatriello e Mamona. Ci fermiamo qui, grazie, ancora buona domenica.